Allora, dottoressa Antonia Ricci, direttrice generale dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, stiamo parlando di contaminazioni di filiere di produzione, relativamente alla celiachia non ci deve essere glutine in quello che si mangia, però ci sono altre intolleranze, altre alle nocciole, frutta a guscio, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ma quando si scrive senza glutine, senza frutti a guscio, eccetera, cosa vuol dire? Ci deve essere, se voi fate se attraverso le solite filiere, certo. le ASL viene fatto un controllo e arriva a voi, che cosa non ci deve essere? Cioè quale attenzione deve porre l'azienda produttrice? Beh, in quel prodotto non ci devono essere proprio nemmeno tracce del glutine o dell'allergene che viene dichiarato assente, e quindi le aziende devono anche garantire che non ci sono contaminazioni, ma ad esempio anche i ristoranti o le pasticcerie che offrono alimenti senza glutine per celiaci devono avere proprio delle procedure di completa separazione della filiera di produzione dell'alimento normale da quello per celiaci, quindi usare pentole diverse, mestoli diversi. Acqua di cottura diversa? Sì, assolutamente sì. C'è l'Associazione Italiana Celiachia che certifica ad esempio i ristoranti che offrono davvero, insomma, prodotti assolutamente garantiti, quindi bisogna cercare la certificazione e i prodotti che sono senza glutine o ancora di più senza allergeni devono essere assolutamente certificati, cioè non ci si può improvvisare. Certo, ma lei dice appunto, si diceva appunto, anzi, l'acqua di contaminazione è l'acqua della pasta, no? Che deve essere un'altra acqua, ma l'olio di frittura, dice, però viene fritto a temperature pazzesche, non viene annientato il glutine. No, deve essere diverso. Quindi non è che ci sono certi patogeni con la calda. Sì, i patogeni con la cottura si ammazzano per fortuna. Ma il glutine non si ammazza, e questo è importante saperlo, no, assolutamente. Cosa succede se invece non si rispettano queste attenzioni, oppure si utilizzano prodotti dove il glutine naturalmente non c'è? Si diceva fuori onda, il riso non ha glutine, quindi non c'è problema, ma come la frutta, la verdura, la panna con la meringa classica, se non è contaminata, non ha glutine, quindi lì non occorre metterlo. No, ci sono appunto dei produttori un po' furbetti che mettono alcune dichiarazioni, no, in etichetta, quindi che ne so, appunto l'assenza del glutine o di alcuni allergeni o adatto ai vegani su prodotti che sono naturalmente senza glutine, adatti ai vegani, cioè sull'insalata non si può scrivere adatto ai vegani perché è ovvio che lo sia, e quindi è un'informazione scorretta verso il consumatore, perché farebbe pensare che allora dove non l'ho scritto c'è qualcosa che non va, no? E quindi vengono sanzionate questo tipo di etichettatura. Perfetto. Però stavo pensando tipo le patatine fritte, ci sono patatine dove c'è scritto senza glutine e altre dove non c'è scritto niente, però patatina è patata, la puoi mangiare, fritta. Cosa vuol dire? Che dove non c'è scritto senza glutine c'è stata una contaminazione nell'olio? Potrebbe anche essere che nell'impasto della patata magari si metta della farina, no, per renderla, che ne so, più facilmente. Quindi lì bisogna stare un po' attenti. Sì. Quando sono prodotti lavorati bisogna stare attenti. Processati sì, perché lungo la filiera di produzione ci può essere una contaminazione, quindi fidiamoci di quelli dove c'è scritto senza glutine. Ma il riso è riso. Il riso è riso, insomma, l'insalata è insalata. Ecco, no, perché effettivamente queste cose genera confusione, per cui chi ha un problema, un bambino, stiamo parlando di bambini, ha un problema, sta particolarmente attento anche a questo, si mette all'alert e finisce che limita la dieta, la varietà di cibo in modo drastico, e questo non va neanche bene per la salute, perché bisogna anche assolutamente, ad esempio la polenta è senza glutine, no? La polenta è senza glutine, che è la base dell'alimentazione per noi veneti. E tra l'altro va benissimo, aiuta, riempie, gratifica, eccetera. Sì, appunto, a volte al posto del pane o della pasta, no? Si può tranquillamente usare la polenta, insomma, che è anche un alimento per noi di tradizione. Quindi, assolutamente. Sì. Allora, tornando invece facendo un passo oltre, si avvicina la stagione, anzi siamo entrati nel caldo, qua caldo e freddo, però comunque le temperature cambiano. Viene da pensare alle varie contaminazioni. In primis, lei parlava prima di dolci, di torte, quelli preparati con le uova. Certo. C'è cautela, a volte fin troppa, oppure no? Perché? Beh, allora, le uova sono di solito collegate al problema della salmonella, no? Allora, innanzitutto diciamo che i consumatori hanno sempre un'arma
molto efficace, che è la cottura. Batteri, virus rarissimamente resistono alle alte temperature, anzi diciamo praticamente mai. Quindi lì ci si tutela e quindi una completamente. completa cottura, che sia carne, che sia pesce, che siano uova, rende assolutamente sano quel prodotto. Quindi il problema dei dolci e delle uova sono i dolci fatti con le uova crude, e insomma tocca dirlo, il tiramisù, che a me piace tantissimo e quindi non è che non si può mangiare, bisogna farlo con un po' di attenzione. Allora, l'attenzione è appunto alle uova, che devono essere innanzitutto freschissime, quindi quando noi andiamo al supermercato, l'uovo ha un periodo di scadenza di 28 giorni, quindi una vita commerciale molto lunga. Okay? Quando noi prendiamo le uova e vogliamo fare un prodotto con le uova crude, usiamole subito, entro la prima settimana di conservazione, quindi vuol dire a 2-3 settimane dalla scadenza. Quindi non teniamole in frigorifero e usiamole il giorno prima della scadenza. Certo. Lì va benissimo se faccio la frittata, se voglio fare le uova sode, nessun problema, anche il giorno prima della scadenza si possono usare. Se le voglio usare crude, usiamole super fresche. Teniamole a casa in frigorifero. Facciamo il nostro tiramisù. Anche se le compriamo che sono fuori dal frigo. Anche se le compriamo che sono fuori dal frigo. A casa vanno in frigo. Sì, questa può sembrare una contraddizione, ma in realtà ha un senso scientifico. Il fatto è che se noi prendessimo le uova al supermercato in frigorifero, poi le tiriamo fuori, magari le trasportiamo in auto e le riportiamo a casa e le rimettiamo in frigorifero, in questo tragitto si può fare la condensa, no? Perché passando dal freddo al caldo si crea condensa sulle uova. La condensa tende a fare entrare nell'uovo, perché il guscio è poroso, quello che sta all'esterno, e quindi se io avevo delle salmonelle all'esterno le ho fatte entrare nell'uovo, dove loro si moltiplicano benissimo, e quindi ho aumentato il rischio, per cui è meglio prenderle a temperatura ambiente e metterle in frigo quando siamo a casa. Se al supermercato le trovo in frigorifero non è un problema, ma magari mettiamole in una borsa termica, in modo da e questo vale per tutti i prodotti freschi d'estate. Borsa termica con dentro il ghiaccino. Insomma, anche senza ghiaccino, poi dipende se uno deve fare 3 minuti di strada o mezz'ora di strada, no? Però quello che deve stare in frigorifero deve rimanere freschino, quindi teniamolo in una borsa termica. Vado a casa, faccio il mio tiramisù e se lo devo conservare per poco tempo lo tengo in frigorifero. Una volta che l'ho tirato fuori, ovviamente viene mangiato. Se però lo porto alla festina dei bambini e lo tengo a temperatura ambiente per tante ore, quello che avanza io consiglio di buttarlo. Questo è un consiglio che non do mai, perché io sono proprio contro lo spreco alimentare, però 2 o 3 cose bisogna anche buttarle via, e quindi un avanzo di tiramisù che è rimasto a temperatura ambiente magari per 2 o 3 ore. Oppure la strategia, quando si serve a tavola, non lasciarlo tante ore lì, serve, si mette in frigo, poi lo si riporta fuori. Assolutamente. Quindi è una cosa per evitare proprio queste escursioni termiche che possono essere dannose. Cioè, il problema è che i batteri, se sono pochi, cioè se io ho una salmonella nell'uovo, non è un problema, non fa male a nessuno una singola salmonella. Il problema delle malattie alimentari è quando questi batteri si moltiplicano, e si moltiplicano a temperatura ambiente. Quindi finché sta in frigo la mia salmonella sta ferma e non moltiplica e non fa niente. Quando io la tiro fuori lei comincia a moltiplicare. Più tempo la tengo fuori e più aumenta la carica e più aumenta il rischio. Lo stesso si chiacchierava fuori onda, una cosa, il pollo, non lavare il pollo, perché ci racconti? Sì, che è una cosa banalissima, esatto, però bisogna un po' pensarci, no? Il problema si chiamano cross contaminazioni o contaminazioni crociate. Cioè, cos'è la questione? Anche qui il pollo può avere dei batteri, perché io ho detto prima che insomma i controlli sono tanti ed è vero e così, però gli alimenti che noi mangiamo non sono sterili, quindi qualche rischio ci può essere. Noi prendiamo il pollo, lo teniamo in frigo, lo tiriamo fuori e magari appunto lo laviamo, poi lo appoggiamo su un tagliere, lo facciamo a pezzi, lo mettiamo in una bella teglia e lo mettiamo in forno. A quel punto, quando noi lo tiriamo fuori dal forno, il nostro pollo è sicuro, perché come dicevo prima, la cottura garantisce tutto, quindi il pollo è perfetto. Ricordiamoci di cuocerlo bene, quindi anche a cuore, non deve essere sanguinolento, deve essere ben cotto, ma
non è neanche buono se è sanguinolento. Ma cosa è successo? Che le salmonelle o il Campylobacter che stava sul pollo io le ho sparse nel lavandino dove ho lavato il pollo, sul tagliere, sul coltello che ho utilizzato. Se a quel punto prendo l'insalata, la lavo nel lavandino, la taglio sul tagliere, contamino l'insalata che non viene cotta e la mangio cruda. Quindi lavare il pollo come lavare le uova è un inutile rischio, perché siccome non serve a niente da un punto di vista igienico. Però se io devo spaccare, tornando al nostro tiramisù, io devo spaccare le uova, se non le lavo rischio... La interrompo perché è davvero pericoloso lavarle, perché è quello che dicevo prima, se io creo umidità la salmonella entra nell'uovo. Spacco l'uovo e Sì, se proprio l'uovo fosse sporco, ma è vietato vendere uova sporche, quindi non dovrebbero. Però se lo possiamo sfregare ad esempio con un panno oppure della carta da cucina, ecco, a secco, quello si può fare, ma non con l'acqua, perché l'acqua fa peggio. Perfetto, queste sono istruzioni per l'uso fondamentali, facili, comprese, però molto utili. Prodotti a scadenza tipo, non so, abbiamo tante volte a casa nel cassettone della dispensa, quanto sugo di pomodoro che resta là anche ben oltre quella che è la scadenza, non viene aperto, sigillato, eccetera, quanto può, perché sto pensando sui prodotti inscatolati, no? Dopo parleremo magari di sottoli, sottaceti, però intanto la classica salsa di pomodoro, quanto può durare? Ma non ha particolari problemi. Allora, intanto dobbiamo distinguere due tipi di scadenza, il da consumarsi preferibilmente entro e da consumarsi entro. Dove c'è scritto da consumarsi entro, quella è una scadenza rigida, categorica, va osservata e non si può mangiare oltre. Se è da consumarsi preferibilmente entro non c'è particolare problema, si può andare avanti anche un mese dopo la scadenza. Non anni. Ma no, allora io credo non si muore. No, non si muore, però impariamo a fare la spesa in modo anche ragionato, nel senso che questi sono prodotti che magari hanno 2 anni di vita commerciale. Non teniamoli altri 2 anni, insomma, se sappiamo che abbiamo qualcosa che sta per scadere, usiamolo. Però ricordiamoci appunto la pasta, i biscotti, il sugo di pomodoro, non è un problema. La pasta, i biscotti, gli alimenti secchi proprio non è un problema, il problema è che semmai fanno le farfalline, no? E che però non fa male a nessuno, è solo brutto da vedere. Se ho un prodotto come la salsa di pomodoro, comunque io poi lo cuocio. No? E quindi se ci fosse un rischio lo elimino. Ecco, esatto, voglio dire questo, c'è la classica salsa di pomodoro che poi viene cotta, ricotta, eccetera. Se anche ha il tempo che uno la trova lì, buttarla via, perfettamente buttarla via fa anche peccato. Sì, è vero. Però si può, non sarà magari eccezionale, però si salva in qualche modo. Sì, l'importante è cuocerla bene e i prodotti secchi non sono mai un grosso problema. Stiamo attenti appunto alla scadenza delle uova e anche lì, se proprio le trovo che stanno per scadere o sono scadute ieri, facciamo le sode, belle sode, e si salva tutto. e non è un problema. Lo yogurt mangiamolo prima che scada, non è un grosso problema di salute, ma noi mangiamo lo yogurt perché è un alimento vivo e fa bene al nostro intestino, no? Ecco, più dura il tempo di conservazione e più calano i fermenti. Quindi, invece io pensavo che si aumentassero col tempo, invece quelli muoiono. Quelli muoiono, esatto, quelli muoiono. Quelli che fanno bene muoiono. Assolutamente, quindi lo yogurt, se vogliamo che ci faccia bene, mangiamolo fresco il più possibile. E quindi questa è un'altra cosa importante. Relativamente invece sottoli e sottaceti, adesso che le temperature si alzano, eccetera, oppure quelli addirittura, o le marmellate fatte in casa, questa è un'altra volta, con tutto quel che è successo, spaventa un po'. Sì, questi allora sono prodotti che possono essere pericolosi, bisogna conoscerli. Allora, intanto non sono pericolosi i prodotti industriali perché i barattoli vengono assolutamente sterilizzati. Quando dico prodotti industriali intendo quello che compro al supermercato o nel negozio. Sigillato. Insomma, ecco, quindi il rischio sono sempre i prodotti fatti in casa. Per cui quelli che compro non mi preoccupa, anche la maionese ad esempio, un conto è la maionese in barattolo e un conto è la maionese fatta in casa, ben altro rischio. Le conserve fatte in casa possono essere un pericolo anche grave perché stiamo parlando di botulino. Allora non è un problema per le marmellate perché lo zucchero per fortuna ci salva. Ah, lo zucchero sì, quindi i prodotti
molto zuccherini come le marmellate, i prodotti acidi come le salse di pomodoro, non è mai un problema. Tutti i sottaceti non sono un problema, il problema sono le verdure sott'olio, che possono essere rischiose. Quindi il mio consiglio è, se posso, compriamole confezionate. Se ce le danno gli amici, assicuriamoci che sappiano bene cosa stanno facendo, perché bisogna saperle fare con tanta attenzione alla pulizia dei barattoli, alla temperatura che si utilizza, alla pulizia delle verdure, cioè non li prendiamo dalla persona che gli è venuto in mente un giorno e non l'aveva mai fatto, cioè persone che tradizionalmente fanno questi prodotti. Se no, ancora una volta la cottura. Se io ho un dubbio e ho i funghi sott'olio di cui non mi fido, mettiamoli sulla pizza o usiamoli per fare un sugo. Quindi la cottura è proprio sana qualsiasi cosa, ogni dubbio. Adesso non il 100%, però in insomma, genere comunque. E comunque in questo caso sì, perché per fortuna la tossina del botulino, si dice, è termolabile, viene distrutta. Che è quella più pericolosa per quella gli è proprio alimenti. pericolosa perché può dare una malattia molto grave. Quindi se ho il dubbio, cuociamo, è a posto. Le classiche muffette. Piccole muffe che si depongono sui formaggi, oppure quando si è aperto un barattolo, poi dopo un po' subito, che alcuni meno conservanti hanno, più muffetta c'è. Cosa fa? Si ammazzano oppure... No, non fanno male a nessuno, devo dire, quindi insomma anche lì non lasciamo una cosa che si riempie di muffa, insomma non fa bene neanche al nostro frigorifero, no? Nel senso che poi comunque queste muffe girano nell'ambiente. Ecco, ricordiamoci che i frigoriferi sono degli ambienti vivi, puliamoli con una certa frequenza, però ecco, un po' di muffa sulla marmellata e così basta scansarla, e quindi toglierla, non ci sono problemi. Non è un problema. Per quanto riguarda invece le carni o il pesce, questi sono altri due ambiti un po' delicati. Lei prima accennava la carne di pollo, però ci sono anche altre carni che vengono mangiate quasi crude, oppure le tartare, e così anche il pesce. Che cosa ci dite al riguardo? Beh, allora, per quanto riguarda la carne, allora, la carne di pollo va cotta bene. Va bene, lì ci siamo. La carne di manzo, le carni rosse possono essere consumate anche non cotte completamente, anche crude. Diversa intanto il taglio intero rispetto alla carne macinata. La carne macinata è più pericolosa. Perché è anche molto più esposta. Esatto, perché i contaminanti stanno sempre sulla superficie esterna, quindi se io ho il pezzo di carne e magari lo scotto e resta il sangue all'interno, non è un problema. Se lo faccio a pezzettini e lo macino e faccio il macinato, quello che era all'esterno va all'interno e può moltiplicare, come dicevo prima. Quindi se devo fare la tartare, magari chiedo al macellaio di farlo davanti a me, di tagliare, no? Quindi da un pezzo anatomico intero, e poi la consumo subito e la tengo in frigorifero fino al momento del consumo. Quindi non prendiamo la carne macinata e magari la mangiamo giorni dopo. Se è così ed è un hamburger, cuociamolo bene. Va cotto bene. Va cotto bene. Quindi le cose crude devono essere fresche, freschissime, tenute in frigorifero e mangiate subito. Lo stesso vale per il pesce. Lo stesso vale per il pesce con un'altra raccomandazione però, perché nel pesce c'è un parassita che si chiama Anisakis e che, come quasi tutti i parassiti, non sopravvive al congelamento. Questo, ricordiamocelo, è interessante anche per il toxoplasma, no? La toxoplasmosi, insomma, che può essere un grave pericolo per le donne in gravidanza. Il toxoplasma non resiste al congelamento come l'Anisakis. Quindi metterli in freezer, è sufficiente i nostri freezer di casa? Sì, assolutamente sufficiente nel caso del toxoplasma, ma anche nell'altro, insomma almeno un paio di giorni, 2 o 3 giorni, però il prodotto viene assolutamente decontaminato e quindi il pesce, per poterlo mangiare crudo, deve essere abbattuto. Si dice così, no? L'abbattimento. E quindi quando io lo vado a comprare, me lo vendono già abbattuto, quindi posso chiedere a chi lo vende, insomma, assicurarmi che sia stato abbattuto, e quindi a quel punto lo posso mangiare anche crudo. Ma quindi le sardine, quelle chiare che si comprano nei vasi, siamo tranquilli? Sì, sono crude, sì, assolutamente, perché quelle sono marinate, trattate e quindi non è un problema. No. L'ultima cosa, relativamente agli elementi, mi viene in mente i cibi congelati, che lei accennava, congelamento domestico, oppure si comprano i classici sacchi al supermercato, si portano a casa,
diamo 20 minuti di strada e poi si mettono in freezer. Certo. 2 parole. Sì, allora dobbiamo ricordarci che, allora, a parte i parassiti, capisco che è un po' complicato ma non è così difficile, quindi i parassiti si eliminano col congelamento, quindi pesce crudo e semmai la carne. I batteri purtroppo no. Nel congelamento loro restano tal quali, quindi non moltiplicano, ma non muoiono purtroppo. Quindi se io ho un alimento congelato, allora innanzitutto va scongelato a temperatura di frigorifero, non fuori dal frigorifero, perché se io lo tengo a temperatura ambiente i miei batteri cominciano a moltiplicare e quindi aumento in qualche modo il rischio. E anche in questo caso comunque la cottura funziona. Ad esempio, se io compro un pesce al supermercato, no, ed è decongelato e mi dicono non lo puoi ricongelare, è vero, nel senso che io non posso prendere quel pesce e buttarlo in congelatore. Posso cuocerlo e congelarlo. Posso cuocerlo e ricongelarlo. E questo può essere fatto. In questo modo evito gli sprechi, no? Magari ho il pesce che non riesco a mangiare immediatamente, lo cucino e lo metto via cotto. Dottoressa, chiarissima, sarebbe ancora da fare una lunghissima chiacchierata. Solo una cosa, che siamo in chiusura, per cui in corsa. Avete qualche progetto futuro interessante l'Istituto Zooprofilattico, visto che avete... Ma abbiamo tantissimi progetti. Una cosa su cui stiamo lavorando molto è il cosiddetto microbioma intestinale, no? Che sono insomma tutta quella serie di microrganismi che stanno nel nostro intestino, che ci aiutano a digerire, ma che fanno veramente parte della nostra salute e che vengono influenzati da quello che mangiamo. E quindi stiamo studiando come l'influenza della dieta possa cambiare il nostro microbiota, ad esempio la differenza fra una dieta vegana, vegetariana, onnivora, no? E quindi per poter poi dare dei consigli per seguire una dieta più sana, anche per nutrire i nostri batteri, non solo il nostro Quando corpo. sarà pronto questo studio? Ci vuole ancora un po' di tempo? Ci vuole qualche mese, ma insomma man mano che ci sono i risultati ci vedremo e raccontare la dieta che va bene anche per il nostro microbiota intestinale. Sì, bisogna nutrire anche i nostri batteri. Assolutamente. Grazie dottoressa dei suoi suggerimenti. A voi invito naturalmente perché no, se avete anche dei bambini, dei nipoti o comunque a vedere questo libro Rosetta è una torta per tutti, eccolo qua, per i bambini celiaci, soprattutto per quelli che non sono celiaci ma che possano relazionarsi nel modo migliore con chi ha questo problema e quindi stare tutti in compagnia e socializzare. Grazie a lei dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, e voi telespettatori lascio alla pubblicità, noi ci rivediamo dopo. Buon proseguimento.